2, 3. Pressa, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Pressa, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Bentrovati al secondo appuntamento con Bresa Belesa. Iniziamo con la toponomastica cittadina. Via Monte Ortigara, dove si trova? In zona Monpiano, in zona stazione ferroviaria oppure in zona via Veneto? La seconda domanda, la storia della nostra città. Parliamo di Palazzo Loggia. Quando Palazzo Loggia venne illuminato per la prima volta con l'energia elettrica? Nel 1840, nel 1852 oppure nel 1874? E poi attenzione, la caseta delle AE. Che cos'è in dialetto la casetta delle AE? La casetta delle api, ovvero l'arnia, è la cassetta degli attrezzi oppure il cassetto del tavolo? Tra poco scopriremo tutto, restate con noi, grazie. C'è ora il signor Paolo. Ciao Paolo, grazie. Ecco, ciao. Benissimo, saluta bene con la manina. Di che ti occupi tu, Paolo? Sono geometra libero professionista. Geometra libero professionista, si è fatto pure la pubblicità. Ecco, se ne intendi il dialetto della brescianità, conosci Brescia? Ni. Non sei bresciano? Sì, sai che sono un esperto. Via Monte Ortigara, dove sta via Monte Ortigara? In zona Monpiano, in zona stazione o in zona via Veneto? Direi Monpiano. Monpiano? Sì. Conosci bene la zona? Sì, sì. Infatti si vede. Senti, quando Palazzo Loggia, secondo te, caro Paolo, venne illuminato per la prima volta con l'energia elettrica? Nel 1840, nel 1852 oppure nel 1874? Tu già. 1874. 1874, sei proprio sicuro? C'ero. Pensa, ai geometri quante cose sanno. La casetta delle AE, la casetta delle AE in dialetto, che cos'è? È la casetta delle api, ovvero l'arnia, è la cassetta degli attrezzi oppure il cassetto del tavolo? L'arnia. L'arnia? Sì, sono sicuro. Ti piace il miele? Sì. Bene, conserviamole bene le api, mi raccomando, togliamo bene al nostro ambiente. Grazie Paolo. C'è la signora Daniela. Cara signora Daniela, non le chiedo le taste, tranquilla, ma almeno la professione, che cosa fa? Pensionata. Che Dio la benedica. Perché... perché era troppo tempo che è pensionata. No, non proprio tantissimo. Stavo dicendo ancora impiegata. E che fa? C'ha anche magari dei nipotini da accudire? Ho anche la nipotina. Insomma. Quando serve si fa molto volentieri. Non si annoia. Senta, signora Daniela, lei è di Brescia, della zona? Brescia, sono qua della zona. Benissimo, via Monte Ortigara, dove sta Brescia secondo lei? In zona Monpiano, in zona stazione, in zona via Veneto? Zona via Veneto. Zona via Veneto, Daniela la gira per lo shopping. Quando secondo lei Palazzo Loggia venne illuminato per la prima volta con l'energia elettrica? Nel 1840, nel 1852 o nel 1874, signora Daniela? 74. Nel 74. Perché sta cosa con sicurezza al 74? Non lo so, mi è piaciuto il 74. Le piace il 74? Se lo giochi all'otto, giocatevelo anche voi. La casetta delle AE, la casetta delle AE, in dialetto bresciano, che cos'è? La casetta delle api, l'arnia, la casetta delle api. Certo, perché questo è, no? Lei parla in dialetto, signora Daniela? Pochissimo e faccio ridere. Solo quando si arrabbia? Forse neanche, però faccio ridere, lo capisco, però non sono bravissima. Grazie signora Daniela, grazie mille. Bene, come da tradizione le soluzioni ora al nostro simpatico quiz. Via Monte Ortigara è in zona via Veneto. Palazzo Loggia poi venne illuminato per la prima volta con l'energia elettrica nel 1852. Il 17 maggio del 1852 dalle 21 alle 23 si sperimentò l'illuminazione elettrica, ma all'epoca l'elettricità risultava ancora troppo costosa, era più economico ancora il gas, quindi insomma fu soltanto una prova. La casetta delle AE è la cassetta, la casetta delle api che stanno pericolosamente purtroppo soffrendo molto in questi ultimi anni. Vi ringraziamo per la consueta attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima, grazie.